Chi piace degli autori sardi? Sincera, se non ne Sergio piace Azzeni. nessuno siamo in due. Sergio Azzeni, Sergio Da Azzeni. morire. No, Sergio Azzeni sono d'accordo Da con te. morire, il quinto passo dell'addio. Ovviamente da morto piace. No, io lo contavo amici. Tu, la gran parte. No, tu ne parliamo del tuo rapporto con Sergio Azzeni, però solitamente diciamo che le cose si capiscono troppo tardi. No, eravamo amici, non davo tanta importanza alla sua scrittura perché eravamo un po' scoppiati. Anch'io scrivevo, lui scriveva, noi scriviamo. Ecco. Ti ha mai parlato del suo desiderio di entrare in Rai? Sì. Del fatto che non l'hanno fatto entrare perché non aveva il calcio in culo giusto? 1000 volte. 1000 volte. Nella Rai Sardegna, sì. Non è mistero, possiamo raccontarlo che la sua depressione è nata da quello perché lo sanno tutti. No, perché è facile celebrarli da morti poi, no? E farli diventare grandi scrittori da morti. Forse da vivi sarebbe più utile. Ma noi eravamo e quando l'hai amici, conosciuto, Sergio? Negli primissimi anni '80, forse da minorenne. Quindi quando lui scriveva Sì-8. Sì, sì. Un libro che si chiama Sì-8, che è grande come questo. Sì-8, che è grande Sì, come così. questo, che ha scritto durante un'occupazione del Sì-8, appunto, all'inizio degli anni '80, è stato pubblicato postumo, copertina verde. Ce l'ho. Per una piccola casa editrice. Però non ci credevamo, capisci che quella sarebbe stata la nostra vita. Non ci credevamo, facciamo questo, come poteva suonare la chitarra, ma non diventerò mai un musicista. Invece lui era veramente uno scrittore. Quindi è Azzeni che vi passavamo sulla terra leggeri, figlio di Baccuni, cioè, Azzeni, sì. con tutto il suo carico di... Sì. Secondo te è stato usato male Azzeni? Usato, intendo dire, il pensiero e l'opera di Azzeni? È stato sfruttato, e tutte le cose che sono sfruttate, non usate nel modo giusto, non mi piacciono, non è giusto. Io vedo una violenza notevole. Sì, anche una violenza. Un impossessamento, di tutto quello. Poi sai che mi piace molto? Dei nuovi, vivi, va detto, perché poi... diciamo. Flavio Soriga, mi piace molto, lo trovo innovativo, nuovo. Io, posso dirlo, odio la scrittura dei saggi. Sono contro ogni forma di campanilismo, vali se vali, non perché sei della mia città. E Soriga è riuscito a dare uno spessore, una vita al Sulcis, a cose apparentemente semplici o fantasiose, nuova, che in Sardegna non c'è. Noi dobbiamo sempre rifarci al passato. Io sono stufa, io voglio che qui si scriva, allora siamo globalizzati, non perché io sia a favore della globalizzazione, ma siamo globalizzati soltanto per il fast food. Però noi dobbiamo rimanere ancorati e scrivere sempre. Perché sai, io penso che il folklore Grazia sia Deledda è stata bravissima, è un genio, basta, è morta, ha già dato. Non voglio tante altre Grazia Deledda, maschi e femmine che siano. Io vedo solo questo nel nostro panorama. Perché il folklore è letterario, come il che... folklore di tutto, è una meravigliosa bandiera dietro la quale nasconde tutte le banale. Cioè, c'è gente che si veste di simboli, no? Perché è più comodo, sono già lì pronti, li unisci, li recuperi. Io voglio la tua verità, non la verità isolana. Allora fammi un saggio. Allora mi fai un saggio. A proposito, segnalo un saggio, se non posso, mi è consentito aprire un link, che sto leggendo in questi giorni. Tutto quello che la Lega non vi racconterà. È una controinchiesta sulla Lega Lombarda, sul bossismo e così via, molto interessante. Bisogna che sia Newton Compton, mi sembra. Insomma, un libricino d'inchiesta merita.